De Laurentiis pronto a cedere Osimhen, squadra e numero di vendita già scelti. Benvenuti palestinesi, se ami Napoli dal cuore, premi il pulsante mi piace e iscriviti al canale così YouTube può avvisarti dei prossimi video. Grazie. Forza Napoli. Victor Osimhen verso la cessione, c'è già un club in prima fila per l'acquisto e sono pronte le cessioni pazzesche. Al Napoli abbiamo già iniziato a pensare alle prossime mosse da attuare in vista della sessione di mercato estiva. Tra le mosse ormai decise c'è la cessione di Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra estremamente convinto di questa scelta, l'attaccante nigeriano non giocherà più con la maglia azzurra dal prossimo campionato in poi. Eppure l'assenza di Osimhen, a causa della Coppa d'Africa, si è fatta sentire nelle ultime settimane. Il numero 9 è pronto a raggiungere i compagni a Castelvolturno, il suo rientro è previsto mercoledì. Un ritorno che potrebbe fare la differenza per il resto della stagione grazie al suo forte senso del gol e al suo carisma. Una vera e propria arma in più per la squadra, nonostante questo il suo destino sembra già deciso. Per questo il proprietario italiano sembra avere le idee chiare sia sul valore della cessione che sul club con cui avviare la trattativa. Osimhen vicino alla cessione, il PSG pronto ad attaccare. Victor Osimhen è da sempre uno dei calciatori più seguiti di mercato, grazie alle sue innumerevoli doti e caratteristiche. Sin dall'ultimo mercato, diversi club hanno mostrato un forte interesse nei suoi confronti, tanto da proporre diverse offerte alla dirigenza partenopea. In questo senso, però, il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre respinto le cifre proposte. Nonostante ciò, l'armatore italiano non ha mai smentito un possibile allontanamento dal classe 98, soprattutto in caso di arrivo di un'offerta importante. Quel giorno sembra essere vicino, il numero 9 sembra ormai destinato a trovare spazio in un'altra realtà diversa da quella napoletana. L'attaccante nigeriano sembra sempre più lontano dalla Serie A, il Paris Saint-Germain si prepara ad attaccare. L'edizione odierna della Repubblica ha rivelato questa indiscrezione. Secondo quanto riportato, il presidente De Laurentiis sembra intenzionato a consegnare il suo gioiello ai parigini. La partenza di Osimhen sarà difficilmente evitabile, soprattutto considerando che è già pronta un'offerta da circa 120 milioni. La stessa cifra, inoltre, verrà offerta al Milan di Stefano Pioli, nel caso del portoghese Rafael Leao. Il PSG si prepara a sferrare un doppio colpo. La scelta è stata dettata dal fatto che sarà difficile colmare il gap dovuto alla possibile partenza di Kylian Mbappé, legato al Real Madrid. Qual è la tua opinione, tifante del Napoli? Pensi che dobbiamo vendere il nostro giocatore? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!